Alta tensione in un ex albergo ristorante di Chioggia trasformato in centro di accoglienza, parapiglia ieri sera tra migranti e operatori, tensione anche stamani con i profughi barricati per parlare con il viceprefetto. Era stato comprato a Padova il taglio usato dal 27enne monzese che ha ucciso i nonni e una zia con il potentissimo veleno a Nova Milanese. Il giovane arrestato ha detto l'ho fatto per punire soggetti impuri. Banche Venete anche consoli e Zonin davanti alla commissione d'inchiesta prima di Natale, intanto Trinca scarica le responsabilità sull'ex braccio destro a Veneto Banca. Ricorso vittorioso della Regione Veneto assieme ad altre regioni che contestavano in 2 punti il Fiscal Compact, la Corte Costituzionale li ha dichiarati illegittimi. Irruzione a Como, in corso 13 perquisizioni nelle abitazioni di altrettanti appartenenti al Veneto Fronte Skinheads, protagonisti della vicenda. 4.000 euro tra soldi e gioielli, la razzia in casa non risparmiano nemmeno l'abitazione dell'ex assessore regionale Renato Chisso a Favaro. Scoperta una nuova emoglobina all'ospedale Caponcello di Treviso, si tratta di una variante che è stata riscontrata nel corso dell'attività diagnostica ed è stata chiamata emoglobina Sile. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. Dunque la prima edizione del nostro telegiornale si apre tornando a parlare di tensioni tra i profughi, stavolta però non c'entra con l'hub di Cona, ma siamo vicini, siamo a Chioggia dove c'è un ex albergo ristorante che è diventato di fatto un centro di accoglienza per migranti e dove da ieri sera e poi la cosa si è ripetuta stamani, si sta ripetendo, c'è alta tensione all'interno della struttura. Allora ci racconta tutto in diretta telefonica per noi la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Come hai già anticipato, il caos è iniziato già da ieri sera nell'ex ristorante al Bragosso che si trova a Sant'Anna, che è una frazione di Chioggia e che è stato adattato a centro di accoglienza. Sono intervenute alcune forze dell'ordine per un diverbio, ancora non si è capito se ci siano stati, oltre degli scontri verbali, anche fisici, ma l'atmosfera è rimasta comunque poi sotto osservazione per gran parte della serata, solamente che questa mattina i migranti hanno iniziato di nuovo a protestare, l'hanno fatto barricandosi all'interno del Bragosso e lasciando addirittura fuori il titolare. In questo momento da pochi minuti è arrivato il vicario del prefetto Sebastiano Cento e si è chiuso all'interno della struttura con loro per cercare di mediare, di trovare una soluzione e soprattutto di capire quali siano stati i problemi e che cosa vogliono i richiedenti asilo. Naturalmente vi informeremo dell'esito di questo incontro quando terminerà, perché potrebbe durare anche qualche ora viste le difficoltà di mediazione che ci sono ultimamente con i richiedenti asilo. Grazie a Ilaria Marchiori per questo aggiornamento di quanto sta accadendo e se ricorderete era di profughi che parlavano gli appartenenti al gruppo Veneto Fronte Skinheads nella famosa ormai irruzione in una serata dedicata proprio ai migranti a Como. Erano appartenenti del gruppo Veneto Fronte Skinheads che ora sono oggetto di un'indagine anche di perquisizioni. Ci sono perquisizioni in corso nelle abitazioni di diversi militanti del Veneto Fronte Skinheads tra Como, Brescia, Genova, Lodi, Mantova e Piacenza. Sono indagati dalla Procura di Como per violenza privata in concorso e le perquisizioni di queste ore sono effettuate dagli agenti della Digos coordinati dall'antiterrorismo. Sono 13 perquisizioni e riguarda appunto quell'episodio nei confronti di attivisti locali. Il questore ha avviato il procedimento per l'adozione dell'avviso orale, mentre ai militanti delle altre province è stato notificato il foglio di via obbligatoria. Le perquisizioni, si legge, sono state disposte anche, dicono gli inquirenti, al fine di accertare se l'iniziativa del 28 di novembre, visto poi anche il fatto che hanno annunciato che ce ne sarebbero state altre, sia solo una di una più articolata strategia penalmente rilevante. Quindi c'è anche la indagine per capire se quell'eruzione, quell'episodio resterebbe isolato, potrebbe restare isolato o meno. Di fatto il Veneto Fronte Skinheads aveva anche annunciato che sarebbero seguite altre azioni del genere. Staremo a vedere. Adesso la cronaca che viene sempre da un'altra regione, sempre dalla Lombardia, ma che riguarda anche in questo caso il Veneto ed è
la notizia agghiacciante della strage di Nova Milanese, nella quale hanno perso la vita Giovanni Battista Del Zotto, 94 anni, la moglie Gioia Pittana, 88 anni, e Patrizia Del Zotto di 62 anni, uccisi con l'avvelenamento con il taglio. Ebbene, è stato arrestato in queste ore il nipote Mattia Del Zotto, 27 anni, dai carabinieri di Desio, che aveva comprato, si è scoperto, questo potentissimo veleno in una azienda padovana. Sarebbe stato acquistato quindi il taglio in un'azienda padovana usato per avvelenare appunto la sua famiglia. Quanto emerge dalle indagini degli investigatori, primi ad accusare i sintomi di questa intossicazione erano stati i nonni e la zia, poi deceduti. Sembra anche che Del Zotto si sia rivolto ai carabinieri che l'hanno arrestato a casa sua dicendo: l'ho fatto per punire soggetti impuri e non voglio collaborare. Una storia davvero terribile che appunto adesso avrà una propaggine di indagini anche ovviamente nella nostra regione, perché come dicevamo questo potentissimo veleno bisogna capire in che modo e come è stato acquistato in un'azienda del Padovano. Adesso invece parliamo delle ex popolari venete. Perché? Perché prima di Natale in commissione d'inchiesta saranno sentiti anche Consoli e Zonin. L'ex direttore generale di Veneto Banca Vincenzo Consoli e l'ex presidente di Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin convocati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche. L'audizione entro il 22 dicembre. A deciderlo la presidenza della Commissione, malgrado la contrarietà a quanto trapelato proprio del presidente Pier Ferdinando Casini. Convocati anche l'ex manager di BIM Pietro Dagui e l'ex amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni. Sul tavolo la questione Banca Etruria, la fusione prospettata con Vicenza, il nodo vigilanza e il ruolo discusso di Banca Italia, che non avrebbe ostacolato quel passaggio malgrado le condizioni della Popolare Berica. Da capire se Consoli e Zonin si presenteranno, è loro facoltà non farlo. Balenata ma respinta anche l'ipotesi di ascoltare l'attuale procuratore della Repubblica di Treviso Michele Dalla Costa e la moglie Ippolita Ghedini, sorella di Niccolò. Avvocato, era stata ingaggiata da Veneto Banca proprio durante la gestione Consoli, sul quale sul fronte giudiziario l'ex presidente Flavio Trinca scarica ogni responsabilità, parlando di condotte fuori dalle ordinarie procedure aziendali, celate ai vertici. Nella memoria difensiva depositata in tribunale, Trinca definisce se stesso e i suoi familiari vittime come i risparmiatori truffati, essendo in possesso di oltre 40.000 azioni mai cedute e oggi interamente svalutate. Allora una vittoria per la Regione Veneto, non solo della Regione Veneto ma anche di Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, perché la Regione aveva fatto ricorso insieme a queste regioni alla Corte Costituzionale contro 2 punti del Fiscal Compact che sono stati dichiarati oggi illegittimi costituzionalmente. La disposizione censurata modificava il comma 5 del Fiscal Compact che aveva attuato la riforma della Costituzione del 2012 introducendo l'obbligo di conseguimento dell'equilibrio di bilancio da parte della pubblica amministrazione. Le regioni avevano osservato che l'attribuzione di questo potere poteva significare una ingerenza del governo nei confronti degli enti locali, potendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri dettare delle norme discrezionali, e in alcuni di questi due punti, in 2 punti dunque il Fiscal Compact è stato bocciato e ritenuto illegittimo, e questo ovviamente porterà a delle conseguenze che vedremo nei prossimi giorni, ed è un ricorso presentato proprio dalla Regione del Veneto. Ora torniamo alla cronaca, perché ieri sera purtroppo un ennesimo incidente mortale è successo nel Padovano. Sono passate da pochi minuti le 17 a Borgoricco. Un pullman di linea sta percorrendo via Roma. Poco dopo il centro della cittadina il terribile schianto. Un'auto, una Fiat Punto, che viaggia in direzione contraria, perde il controllo e finisce contro l'autobus. Alla guida c'è una donna di Lamonna, in bellunese, Malavina Baldassa, 64 anni, ristoratrice originaria di Campodarsego. La donna rimane incastrata tra le lamiere. Sul posto arrivano i soccorsi, i vigili del fuoco che lavorano per estrarre il suo corpo, i sanitari del SUEM, gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Per lei purtroppo non c'è nulla da fare. Ferite in modo leggero anche 2 passeggere. Ancora da chiarire le cause del terribile incidente, ma tra le ipotesi vagliate dagli inquirenti anche quella di un possibile malore della vittima. Sempre da Padova adesso con il delitto di Isabella 90 e i legali dei fratelli Sorgato che dopo la sentenza di primo grado chiedono ricorso in appello.
Il 22 giugno la condanna per i fratelli Sorgato, 30 anni di carcere inflitti dal Tribunale di Padova per concorso nell'omicidio volontario di Isabella Noventa, la segretaria di Bignasego scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016. Lo avevano annunciato i legali di Freddy e Deborah, che in queste ore hanno impugnato la sentenza presentando ricorso alla Corte di Appello di Venezia. Un corpo mai trovato, quello di Isabella Noventa, cercato anche a ottobre dalla polizia nel casolare di Freddy. I difensori dei fratelli Sorgato sostengono che manchi la prova necessaria a dimostrare il delitto, ma puntano anche sulla credibilità della principale accusatrice, la tabaccaia Manuela Cacco, condannata a 16 anni e 10 mesi. A decidere saranno chiamati i giudici della Corte d'Appello, con un processo che si terrà ancora una volta per rito abbreviato. E allora, a proposito di donne e di violenza, c'è ancora il destino ancora misterioso di Sofia, la 43enne che non si trova più ormai da 2 settimane. Il giallo cosiddetto di Cornuda. Continuano le ricerche, riprese stamane le ricerche della donna, ricerche che si sono spostate anche con il soccorso alpino nella zona del Grappa. Ovviamente l'area si estende sempre di più, continuano ormai da giorni, non ci sono per ora novità, mentre sappiamo che è emerso da ieri che 3 messaggi ha lasciato il compagno della donna che si è poi suicidato, Pascal Daniel Albanese, e in uno di questi messaggi rivolto alla donna il senso della frase era: ovunque tu sia ti amerò per sempre, un messaggio che sembrerebbe scagionare eventualmente dai dubbi su un'eventuale violenza dell'uomo nei confronti della donna. Ovviamente tutto ancora aperto. La prossima settimana gli uomini del RIS saranno a Cornuda per effettuare analisi sia sulle 2 auto sia sull'abitazione dove i 2 vivevano, e domani intanto, sabato alle 10 a Cornuda ci saranno i funerali di Pascal Daniele Albanese dopo l'autopsia. In attesa dei riscontri degli esami tossicologici è stato dato il nulla osta ai funerali. Una tragedia invece che si è palesata, non c'è nessun giallo purtroppo, se non le motivazioni di un altro suicidio terribile, perché riguarda un ragazzino adolescente nel Padovano. L'allarme ai carabinieri di Torreglia era stato lanciato dalla madre. Il figlio, 15enne, dopo essere uscito di casa, le aveva inviato un messaggio nel telefonino col quale manifestava l'intenzione di un gesto estremo. Le ricerche delle forze dell'ordine sono state immediate e ininterrotte fino al triste epilogo: il rinvenimento del corpo sul Monte Pirio, lungo il Sentiero dei Colli, da parte di una pattuglia dei carabinieri di Teolo. La salma, recuperata con l'aiuto del personale dei Vigili del Fuoco, è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale civile di Abano Terme. Non ha parlato davanti al magistrato Don Pio Guidolini, il sacerdote trevigiano arrestato a Catania, lo ricorderete, per presunti abusi su minori. Si è avvalso infatti della facoltà di non rispondere. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Don Pio Guidolin, il sacerdote di Villorba arrestato la scorsa settimana a Catania con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata. Il prete, molto noto ed apprezzato nella Marca per la sua attività sacerdotale prima di trasferirsi in Sicilia, è stato arrestato dai carabinieri su ordine della procura distrettuale nell'ambito di un'indagine su presunti abusi nei confronti di ragazzini che frequentavano la parrocchia. Secondo l'accusa, i presunti abusi sarebbero iniziati nel 2014 a danno di minori, violenze che il sacerdote avrebbe spacciato per atti purificatori. Accuse terribili, ma non basta. Secondo gli inquirenti, quel parroco adorato dai fedeli, che nei numerosi video postati su YouTube lo definiscono il Padre Pio vivente e gli organizzavano feste di compleanno a sorpresa, avrebbe persino millantato conoscenze con la criminalità organizzata del posto per alimentare l'omertà e spaventare i genitori di chi aveva raccontato qualcosa. Per il momento Don Pio si è avvalso della facoltà di non rispondere in attesa di mettere a punto con i suoi avvocati la linea difensiva. Nel frattempo i legali hanno presentato istanza al riesame per la scarcerazione. Allora parliamo dei furti che sono, come sappiamo, sempre presenti purtroppo nelle cronache delle nostre province, furti e razzie delle abitazioni e furti che ovviamente non risparmiano neanche personaggi noti, come ad esempio l'ex assessore regionale Renato Chisso. Ladri nell'abitazione dell'ex assessore regionale Renato Chisso a Favaro Veneto, sabato pomeriggio verso le 17:30. Un colpo da circa 4.000 euro tra bigiotterie e gioielli della moglie, denunciato al commissariato di Mestre.
Eravamo fuori casa in quel momento, racconta Chisso, quando al cellulare mi è arrivata la segnalazione dell'allarme. Anche i vicini ci hanno avvisato che stava suonando, nessuno però ha visto i ladri. A quel punto l'allerta al 113. I ladri però sono stati rapidi. Prima hanno rotto una finestra, poi sono entrati in casa dirigendosi verso la camera da letto e rovistando ovunque. Sono fuggiti prima dell'arrivo delle volanti. Al rientro in casa Chisso e la moglie hanno trovato la camera da letto sottosopra, i cassetti aperti e i vestiti sparsi ovunque. Dal portagioie sono sparite 3 scatole di bigiotteria, una collanina e 6 paia d'orecchini d'oro, un braccialetto e altre collanine. Nulla di grave, ha commentato l'ex assessore regionale. A casa non abbiamo nulla di particolare valore. Certo non fa piacere quello che è successo, soprattutto per i danni a finestre e controfinestre. Noi torniamo a Venezia, sappiamo le tensioni di queste ore sulla questione FAS, allora riviviamo la tensione che si è mostrata ieri mattina a ridosso del Consiglio regionale. Noi siamo genitori della zona rossa inquinata da FAS e noi chiediamo innanzitutto il rispetto della Costituzione italiana che tutela la salute in ogni sua forma. Poi chiediamo il rispetto della legge 81 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori e quindi della Miteni e chiediamo il rispetto integrale dalle leggi 360 regionale in tema di piano tutela delle acque. Queste 3 azioni porteranno inevitabilmente alla bonifica e alla chiusura della Miteni. Sulla legge 360 c'è scritto in tempi strettissimi la bonifica, io voglio capire che valore si dà al tempo strettissimo, in termini di tempi, perché per me tempi strettissimi ha un valore temporale veloce, voglio capire anche per loro che significato ha. Genitori no FAS insieme agli attivisti di Greenpeace si sono radunati davanti alla sede del Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini per protestare contro l'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche FAS, che coinvolge un'ampia area del Veneto compresa tra le province di Vicenza, Verona e Padova. Circa 30 di loro hanno raggiunto il Palazzo regionale in barca e appeso uno striscione con scritto bonifica subito per chiedere appunto l'avvio delle operazioni di bonifica del sito di Miteni, l'azienda chimica ritenuta dalle autorità la principale fonte della contaminazione. Una manifestazione unitaria di tutti i movimenti No FAS che chiedono oggi con questo sit-in di avviare subito le bonifiche del sito della Miteni, l'azienda che è stata individuata dalle autorità come la principale fonte della contaminazione da PFAS nell'acqua potabile. E in più oggi chiediamo alla Regione Veneto di verificare se esistono le condizioni per applicare la delibera 360, quella che consente di intervenire su siti inquinati. Noi alla Regione chiediamo la chiusura immediata o il sequestro della Miteni perché è la principale causa dell'inquinamento da PFAS e la bonifica dei territori che sono stati appunto inquinati. E chiediamo che vengano semplicemente applicate le leggi che sono state fatte e che finalmente anche il nostro ambiente e la nostra salute possano essere tutelati. Se le risposte, ma soprattutto i fatti, non dovessero arrivare, continueremo la nostra protesta, non è la prima volta che facciamo qualcosa di eclatante e continueremo a farlo finché non ci ascolteranno. Restiamo a Venezia con un importante accordo per tutelare la città, ma subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque ripartiamo da Venezia, ripartiamo da un accordo importante siglato oggi dal sindaco di Venezia, Palazzo Balbi, con numerose istituzioni per tutelare la città nei suoi molteplici aspetti. Ci racconta tutto in collegamento telefonico con noi la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno da Venezia, una città che si sta mettendo a norma, così ha detto il sindaco Luigi Brugnaro durante il suo intervento a Palazzo Balbi per la firma del protocollo d'intesa per la messa in sicurezza dei beni culturali della provincia di Venezia e della città, naturalmente in caso di situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici. Si parla di alluvioni, esondazioni fluviali, alta marea, naturalmente è stata evocata l'acqua granda e l'auspicio che è emerso dalla firma del protocollo è che non ci siano in caso di emergenze diversi
livelli di attenzione. È un protocollo che mette in contatto, in collegamento diversi soggetti istituzionali, dalla Protezione Civile, la Regione Veneto, la Prefettura, il Comune di Venezia e la sua città metropolitana, il MIBACT, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il Patriarcato naturalmente e la direzione interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige. Nelle calamità, è stato detto e l'ha ripetuto anche il sindaco Brugnaro, si dà il meglio di sé. Questo documento razionalizza impegno e generosità. Priorità a questo piano sarà dato la tutela dei piani terra in caso di alluvione. Ed è un piano che non è semplicemente una firma di intenti, ma traccia gli indirizzi per fronteggiare eventuali situazioni di criticità connesse a eventi naturali e quindi la priorità è quella di mettere in sicurezza i beni culturali a Venezia di rilevanza, di interesse, di valore ingente, come si può ben capire, individuando i possibili ambiti di rischio e le situazioni di emergenza che possono minacciarne l'integrità. Alla firma era presente anche la Curia di Venezia, che ha sottoscritto per conto di 3 vescovi, e per il momento da Venezia è tutto. Per i dettagli, gli aggiornamenti vi do naturalmente l'appuntamento nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. A voi. Grazie Tiziana Bolognani da Venezia a Treviso, dove è stata scoperta una nuova emoglobina all'ospedale Ca' Foncello. Si tratta di una variante che è stata riscontrata nel corso dell'attività diagnostica ed è stata chiamata emoglobina Sile. È già stata confermata dal laboratorio di genetica umana del Galliera di Genova e ufficialmente riconosciuta nel database mondiale dal Boston University Medical Center. Artefice della scoperta è la dottoressa Giuseppina Barberio, della medicina di laboratorio, diretta dal dottor Livio Caberlotto, che già 8 anni fa firmò quella della emoglobina Treviso. L'importanza della scoperta nasce dalla caratteristica della variante, dice il direttore generale dell'ULSS-2 Francesco Benazzi. Si presenta silente, ma in associazione ad altri difetti può indurre errori diagnostici. Questa non è una ricerca fine a se stessa, ma un'ulteriore arma, dice Benazzi, a vantaggio dei cittadini, ha appunto commentato il direttore generale. Ma c'è un altro motivo di orgoglio per la sanità veneta e anche trevigiana, ovvero quello di aver conquistato un numero impressionante di bollini rosa. La sanità trevigiana a misura di donna. Tutti gli ospedali dell'ULSS-2 hanno ottenuto da Onda, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, i fatidici bollini rosa. I 3 bollini, che vuol dire l'eccellenza per quanto riguarda il percorso donna all'interno degli ospedali, che significa breast unit, chirurgia senologica, che significa accompagnamento della donna dal parto e ai consultori, che significa percorsi anche ovviamente per aiutare la donna nel momento in cui ci sia la violenza verso la donna. E sulla violenza verso le donne è stato importante il protocollo siglato con la Prefettura di Treviso. Noi insieme alla Prefettura e le altre istituzioni, compreso la Procura della Repubblica, abbiamo fatto un percorso importante, un protocollo dove la donna che ha subito violenza viene presa in carico del pronto soccorso e poi condotta per mano nei percorsi di aiuto rispetto alla violenza subita. Mai come ora c'è bisogno di una maggiore attenzione verso le donne in un periodo dove i casi di violenza sono aumentati. Un riconoscimento, questo, frutto di un impegno importante, conclude Benazzi, in cui tutti noi crediamo. Io vi ricordo che è online il nuovo sito di Antenna 3 con più video, notizie, aggiornamenti costanti e tutte le produzioni della nostra emittente, Ring, 20:10, La Zanzega, Ore 13, oltre all'agricoltura, tutte le edizioni intere e i singoli servizi dei nostri telegiornali. Visitatelo dunque all'indirizzo www.antenna3.it, troverete nuovi contenuti, la programmazione giornaliera di Antenna 3 e anche i nostri contatti fondamentali. È attivo anche lo streaming per seguire attraverso computer e tablet la diretta TV. Insieme alla nuova app di Antenna 3, la TV più multimediale decisamente del Nord-Est. Siamo davvero in chiusura. Prima di salutarci e di lasciarvi al meteo vi ricordo gli appuntamenti della programmazione. Fra pochissimo ore 13, è giovedì, quindi c'è lo spazio dedicato alla CGIL e oggi si parla di pensioni con lo SPI CGIL, ospiti in studio Lorenzo Zanata, Ugo Costantini e Luisa Dalbrollo, come sempre chiamate numerosi e taccuino e penna alla mano per segnarvi le novità e tutti i consigli dei nostri esperti. E poi questa sera
20 e 10, politica ed economia in primo piano. Ospiti di 20 e 10 saranno Stefano Parisi, scusate, di Energie per l'Italia, e Luciano Sturaro, ex imprenditore, quindi ci sarà molta carne al fuoco di cui dibattere. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Alta pressione ancora prevalente sul nostro paese e dunque ci attende una giornata all'insegna del tempo stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio del 7 dicembre. Sul Veneto foschie o nebbie sulle pianure, eccetto su quella veronese. Il cielo si presenterà spesso coperto sulle zone centrali, più sole in genere sui monti. Le temperature massime saranno comprese tra 4 e 9 gradi, i valori notturni tra -3 e 1 grado. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Giornata decisamente grigia su gran parte della pianura, anche localmente nebbiosa, con foschia e nubi basse, più sole sui settori di montagna. Diamo ora uno sguardo alla situazione delle temperature. Le massime saranno comprese tra 5 e 10 gradi, minime tra 0 e 6 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Ultimo giorno di alta pressione sulla nostra regione, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sull'Alto Adige, più nuvoloso in Trentino ma senza piogge associate. Vediamo anche in questo caso le temperature. Le massime sono previste intorno ai 4-5 gradi, valori minimi tra -7 e -5 gradi. Il mare sarà calmo sulle coste e quasi calmo al largo, i venti moderati da sud-ovest localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo è tutto, arrivederci!